in collaborazione con È da poco terminata la rassegna internazionale dei vini Vinitaly, che ha ospitato centinaia di aziende del settore. Molte di queste erano emiliano-romagnole. Il tema di questa puntata sarà appunto il vino. Noi abbiamo fatto visita ad un'azienda di queste che erano presenti alla rassegna. Parleremo di vino, ma parleremo anche di aceto balsamico tradizionale, e come non parlare del menù della tradizione, perché siamo a Pasqua, quindi vini e prodotti del territorio. Scenario particolare per questa nuova puntata di Con i frutti della terra. Siamo qui al Dallara di Bologna per parlare di sfide, ma non sfide calcistiche, bensì quelle che ha di fronte il mondo della meccanizzazione agricola. Scenari internazionali, crisi energetica, crisi delle materie prime, nuovi materiali, strumenti a disposizione delle industrie. Siamo qui per seguire i lavori della terza edizione del Think Tank di Federunacoma. E oggi inizia anche un nuovo sipario tecnico in compagnia di Ortolani Cofri, e in particolare vi racconteremo il mondo delle osmie, come riescono a impollinare in questo caso un pereto. Poi qui, sempre da Bologna, all'Archiginnasio, l'inaugurazione del 215° anno accademico dell'Accademia Nazionale di Agricoltura. Mi trovo in territorio di Castelfranco Emilia, un comune che è al confine tra due province, Modena e Bologna. Un territorio che ospita due DOC, parlando in termini di vino, quella del Pignoletto ma anche quella dell'Ambrusco Grasparossa, e in questa azienda in particolare si coltiva anche del Trebbiano che serve per produrre aceto balsamico tradizionale, ovvero il mosto che si ottiene da questo vitigno viene utilizzato per questo oro nero. Ne parliamo con Alessandro Selmi, che conduce questa azienda, un'azienda che è interamente biologica. Allora Alessandro, descrivici la tua azienda, ma vi faccio una piccola anticipazione perché poi alla fine parleremo anche dei piatti della tradizione, visto che siamo in periodo pasquale. Allora, un'azienda che nasce diciamo anni fa, che poi si è convertita al biologico. Quanti ettari sono complessivamente? Sono 8 ettari di vigneto coltivati, come dicevamo, a biologico, quindi dove utilizziamo pratiche naturali, non usiamo diserbanti e conduciamo noi direttamente il vigneto. Che forma di allevamento viene utilizzata in questo vigneto? Questo è un doppio cordone speronato, ovvero un GDC come forma di allevamento. E quindi questo è predisposto per la raccolta meccanica, però tu fai anche una raccolta manuale, avendo una cantina? Sì, principalmente, anzi totalmente, per le uve che utilizziamo noi in cantina e in acetaia facciamo la selezione del grappolo alla raccolta, quindi manualmente. Senti Alessandro, noi abbiamo parlato di Grasparossa e anche di Pignoletto, che sono diciamo i vitigni che insomma vengono utilizzati in questo caso anche per l'aceto balsamico, ma principalmente per l'aceto balsamico tradizionale si usa il Trebbiano. Trebbiano che è un vitigno che insomma è storicamente il vitigno principe, che viene utilizzato per il mosto cotto. Esatto, nel nostro caso Trebbiano modenese o Trebbiano di Spagna, che sono i due vitigni principali che usiamo appunto per fare i nostri cotti. Ovviamente nel disciplinare sono concessi anche altri vitigni tipici della zona di Modena, ma noi principalmente usiamo il Trebbiano modenese. Senti, una vigna come questa, qual è la resa in termini di, diciamo, di quintali, insomma, per ettaro? Essendo un vigneto biologico le rese sono molto inferiori, diciamo, anche perché non vogliamo spingere molto sulla quantità per ottenere una produzione più di qualità. Quindi ci aggiriamo sui 140-150 quintali ettaro al massimo. L'annata che abbiamo concluso, quindi diciamo i vini che poi magari vedremo che tu hai prodotto, cioè è stata un'annata buona, diciamo si può considerare un'annata che insomma ha dato degli ottimi vini?
Allora, per quanto riguarda i vini dell'annata passata, siamo molto soddisfatti perché dai primi riscontri che abbiamo in cantina i profumi sono molto molto buoni e molto accentuati, quindi direi che è stata una buona annata, anche come gradazione, ottime uve e quindi anche i prodotti finali sembrano che pescano bene. Come viene vinificato il tuo Lambrusco e il tuo Pignoletto? Allora, noi come scelta di cantina abbiamo stabilito di utilizzare solo il metodo classico, quindi tutti i nostri vini sono rifermentati naturalmente in bottiglia. E questa è una particolarità. Alessandro, andiamo a vedere in cantina perché insomma ci fai vedere qualche operazione, no? Certo. Così la vediamo direttamente. Okay. Alessandro, qual è la capacità produttiva in termini di bottiglie intanto la tua cantina? Facciamo all'incirca dalle 15-16 mila bottiglie all'anno. Ho capito, quindi tu utilizzi il metodo classico, sinteticamente, molti dei nostri amici telespettatori lo sanno, però magari è meglio ricordarlo, quindi un metodo classico che viene applicato su questo vino. In che cosa consiste sostanzialmente? Praticamente viene fatta la vinificazione nei serbatoi d'acciaio, la prima fermentazione in acciaio, in vasca, dopodiché il vino viene imbottigliato fermo nelle nostre bottiglie, viene tappato con un tappo corona e poi rimane in affinamento sui propri lieviti per una seconda fermentazione che avviene in bottiglia per parecchi mesi, anche anni, sugli spumanti. Dopodiché, quando il nostro vino è pronto, lo metteremo in punta con la pupitra o con la macchina e lo andremo a sboccare per togliere il residuo che è rimasto in bottiglia. E queste sono alcune bottiglie che sono pronte per essere, diciamo, stappate per togliere questo residuo. Lo facciamo vedere allora? Certo. Ecco, un tempo era un'operazione che una volta si faceva a mano, no? Quindi c'erano proprio gli addetti che avevano questa manualità. Adesso invece le macchine insomma, ci aiutano. Quindi in questa prima fase c'è anche per evitare che non vada perso il prodotto, viene congelato il collo della bottiglia in modo tale che comunque esca tutta la parte col residuo e anche l'acqua? Nel nostro caso no, assolutamente no, perché usiamo un metodo che fa la sboccatura alla volée, quindi senza bisogno di ghiacciare il collo della bottiglia. Ah, quindi si elimina questo passaggio? Esatto, soprattutto per i vini frizzanti è più idoneo. Sì. Dopodiché viene tappato normalmente col tappo fungo e poi resta lì quanti mesi normalmente? Prima della messa in commercio c'è almeno 2-3 mesi di riposo, prima dell'etichettatura e poi dopo della commercializzazione. Alessandro, quindi va bene, dopo viene tappato, pronto per essere consumato e restiamo in tema di vino, parliamo con l'assessore regionale all'agricoltura, quindi insomma vediamo un po' come sta andando la vitivinicoltura emiliano-romagnola e fra un po' noi andiamo in acetaia perché vogliamo parlare anche di aceto balsamico che si fa col mosto cotto proveniente dal Trebbiano di Spagna e non solo. È una viticoltura che è sempre più frizzante, è il caso di dirlo, in questo caso quindi parlo dei vini, una viticoltura specializzata che viene supportata anche in questo caso dalla regione, quindi attraverso anche fondi comunitari. Ecco, cosa si sta facendo per implementare una risorsa che comunque ha una PLV molto importante nell'agroalimentare emiliano-romagnolo? Il settore vitivinicolo per noi è importantissimo, anche per ragioni storiche e identitarie, perché fa parte della storia agricola e agroalimentare dell'Emilia-Romagna. È un settore che sta dando grandi soddisfazioni, parlano i numeri. Abbiamo oltre 50.000 ettari di superficie a vigneti, abbiamo oltre 16.000 produttori, una PLV che supera i 400 milioni di euro, ma uno dei dati più significativi è l'aumento delle esportazioni. In 5 anni i vini dell'Emilia Romagna hanno avuto un aumento del 42% di export e questo significa che c'è una grande attesa, una grande attenzione da parte dei mercati nazionali e internazionali verso i nostri vini, anche per una caratteristica peculiare che ha l'Emilia Romagna rispetto a altri territori, una qualità dei vini alta e molto diversificata, tanto è vero che noi abbiamo
sapete, 30 denominazioni territoriali e siamo uno dei territori che ne ha di più. Perché ne abbiamo così tante di denominazioni? Perché abbiamo un territorio che ha molte differenze, che ha molte peculiarità e questa è una grande ricchezza perché in questo modo riesci a conquistare gusti, mercati, consumatori differenti e poi anche un grande patrimonio di biodiversità perché tanti vini a denominazione che sono appunto 30 e che si sommano alle nostre 44 produzioni DOP e GP come cibo, significa anche biodiversità, significa varietà dal punto di vista anche delle tipologie. Quindi noi come Regione Emilia-Romagna vogliamo sostenere questa filiera molto importante e lo facciamo in 3 direzioni. Aiutare le imprese a rinnovare i vigneti per avere vigneti sempre più adeguati dal punto di vista anche delle risorse idriche che consumano o della capacità di resistere alle fitopatie e quindi avere dei vigneti quindi resistenti e capaci di produrre. E quindi ogni anno stanziamo risorse molto importanti. E poi aiutiamo le imprese a fare investimenti nelle cantine perché vogliamo aumentare la possibilità delle imprese anche di vendere direttamente i prodotti, quindi di produrre vino e poi di venderlo in cantine che sono adeguate dal punto di vista anche strutturale. Accorciando la filiera quindi. Accorciando sempre di più la filiera perché in questo modo aumenti anche il valore economico che può rimanere al primo anello della catena della filiera che è l'impresa agricola. E poi la terza direzione è quella del mercato, quindi aiutare poi i nostri vini nella promozione commerciale all'interno del paese e anche fuori. E quante risorse mettiamo complessivamente? Ogni anno 25 milioni proprio di euro, proprio per fare queste 3 attività, riconversione vigneti, investimenti in cantina, promozione. E la promozione la facciamo anche attraverso una realtà importante che è Enoteca regionale, siamo l'unica regione italiana che ha un'associazione che riunisce oltre 200 tra produttori e consorzi che si occupa proprio di promozione del vino e che è Enoteca poi che promuove gli eventi come il Vinitaly, le fiere, le manifestazioni e le promozioni online, le promozioni diciamo di marketing affianca alle imprese e quindi è una realtà importante.